facciamo parte di una compagnia che si chiama Strasse, che abbiamo fondato nel 2009 e che lavora per lo più sulla città, quindi lavoriamo in esterno e lavoriamo nell'ambito della performance. E la prima performance che abbiamo fatto nel 2009 è Drive-In, che abbiamo portato qua a Cagliari per il Teatro di Sardegna dentro al Festival 10 Nodi. Come compagnia lavoriamo ogni volta anche con persone diverse e in Drive-In siamo in 4 performer. Di solito il lavoro che facciamo si inserisce molto nel contesto urbano in cui lavoriamo e tende a creare delle azioni molto piccole che sono quasi, cioè che il tentativo è quello per cui lo spettatore entrando a contatto col nostro lavoro fatica a percepire che cosa è un'azione performativa e che cosa invece fa parte della vita reale, dato che si inserisce proprio nel contesto della città, il lavoro. E quindi in tutti i nostri lavori c'è questo tentativo di guidare il punto di vista dello spettatore, quindi di guidarlo all'interno del paesaggio, o con la macchina o con dei messaggi tramite cellulare nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto. E noi invece performer agiamo intorno a lui appunto nel tentativo di fare delle piccole azioni che semplicemente gli fanno accendere l'attenzione su quello che sta accadendo intorno, non nel particolare su di noi, ma in generale su quello che già esiste intorno a lui. È un viaggio in macchina, in giro per la città che ci viene chiesto di attraversare. E quello che accade è che lo spettatore sale in macchina, fa un viaggio di circa mezz'ora, 40 minuti e durante questo viaggio la macchina diventa praticamente una regia mobile e quindi all'interno ci sarà suono, luci e movimento, tutto è gestito dall'interno, creando una situazione che sta un po' a metà tra il fatto di girare un film e invece fare qualcosa di molto quotidiano e concreto, andare in macchina e incontrare delle presenze che fanno qualcosa di più o meno performativo. A Cagliari saremo dal 5 al 9 di ottobre del 2015, dalle 8 e l'ultimo giro sarà alle 22:40, partendo dal parcheggio dell'assessorato e tornando al parcheggio dell'assessorato. Quindi noi siamo qui da adesso fino a venerdì sera. Se volete vedere il lavoro, intanto prenotate in biglietteria e se volete sapere di cosa si tratta abbiamo un sito che è www.casastrasse.org, nello specifico Drive-In è dentro le produzioni sul sito.